Sicuramente l'agricoltura italiana e l'agroalimentare italiano sono una punta di diamante per il nostro sistema paese, lo dicono le cifre, il valore della produzione, l'export e soprattutto la qualità che distingue l'Italia come eccellenza a livello mondiale. Il forum promosso da Coldiretti è sicuramente importante perché si potrà fare il punto in queste 2 giornate di lavoro rispetto alla situazione attuale e agli scenari, sia dal punto di vista positivo di quello che l'Italia può dare e sia dal punto di vista programmatico rispetto a quello che dovrà essere e che potrà essere il nuovo sviluppo per l'agricoltura, anche partendo dalle considerazioni che si stanno facendo sulla nuova PAC e il tavolo di discussione è assolutamente aperto anche a livello europeo. E penso che risorse così non siano mai viste nella storia dell'Italia repubblicana. Basti pensare a quanto il governo ha ottenuto perché ha lavorato bene sulla rimodulazione del PNRR, si è passati dallo stanziamento iniziale a oltre 8 miliardi e mezzo, più tutte le altre misure di sostegno. Ismea stesso gestisce il fondo innovazione, 400 milioni per consentire il ricambio delle macchine agricole. Bandiremo entro l'anno altre misure importanti come più impresa, come generazione terra, come Ismea Investe, insomma si tratta di tante risorse per l'agricoltura, non per fare assistenza ma per consentire con un effetto leva e moltiplicatore a chi vuole intraprendere in questo campo di poterlo fare anche se si è giovani, anche se si abita nelle aree resilienti del Paese.